Satilla di cette frasquiglie, c'è bella figlia, mi chiudermi ci porta la famiglia, più te uccide, e a sempre sti guarda tu metti, ma bruciolivo del capo e d'orecchie, come ci mi mamma e me papà, se mi basciata mi asciutta a bottiglia. C'è stiamo in da sala da prendi, e sono solo che per c'è cliente, ma portero che dopo povero stone, c'è bella sorte la figlia papà. Mi guardavano per il cantre che non la mamma guardavo un retretto da una Carmela, che se mettiamo telefono cavallo. C'è questa frugatura che mi dà me sta paura. Buongiorno, oggi sono soletto e vi auguro un buon inizio di settimana a tutti quanti voi di Barlette a Vest. Buona giornata, buongiorno. Come ça va? Ça va bien, très bien. Buongiorno Michele, buongiorno Francesco Lanotte, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno alle 5 sorelle. Vedete le 5 sorelle, gli alberi li rimetteranno e non vi preoccupate. Ci saranno, perché erano alberi ormai morti e li devono rimettere. Le 5 sorelle saranno sempre vive nei nostri pensieri. Buona giornata ragazzi, buongiorno, tutto bene, senza benzina ma tutto bene. Quanti soldi consumiamo con questa Barlette a Vest? E allora cari amici, buon lunedì, oggi è 4 dicembre, nonché mancano appena 3 giorni al grande evento. Ciao Silvano, buongiorno, al grande evento del falò di Barlette a Vest. Buona giornata, con tantissime difficoltà, anche perché ci sono dei cittadini che sono un po' sporcaccioni, che invece di venire a aiutarci, a darci una mano per quanto riguarda le legne, portano l'immondizia, materassi, divani rotti, divani sporchi, sedie che non possiamo bruciare. Noi come associazione che ci teniamo tantissimo, sia ben chiaro questa cosa, sia ben chiaro a qualche amico, qualche amica che ci ha scritto giustamente, perché hanno ragione. Se vedono materassi e cose nocive che quando li bruci diventano delle tossine tossiche che non vi dico neanche, è giusto che uno vuole premunirsi di dire: ragazzi, ma cosa state bruciando? Noi non bruceremo niente di quell'immondizia. Noi abbiamo messo sempre da parte tutte le cose che non possiamo bruciare, e grazie a Dio chiamiamo la Barsa e la Barsa se li viene a prendere, grazie a Dio. E chi non ci crede può venire giù al falò e può constatare tutto quello che stiamo dicendo, perché noi siamo i primi, sia ben chiaro, siamo i primi a tenerci a queste cose, perché lì ci saranno un sacco di bambini a vedere il fuoco e non li vogliamo avvelenare, assolutamente. Buongiorno alla comunità di San Giacomo. Ecco perché noi siamo un'associazione che ci teniamo tantissimo. Buongiorno a Vicky che vedo, buongiorno a Giuseppe, buongiorno Vicky, bonjour madame. Buongiorno Pina Nevola, buongiorno. Noi ci teniamo questa cosa, non vogliamo avere disturbi da nessuno, perché noi non vogliamo recare niente di danno e di fastidio, specialmente a chi veramente ci dà l'opportunità di farla questa cosa, perché oggi come oggi, con tutte queste leggi, non è che si potrebbe fare. Però per la tradizione, quando eravamo bambini, di farla, noi abbiamo deciso di farla tutti quanti insieme, la comunità barlettana, però qualcuno ci vuole rovinare e non è giusto. Ragazzi, l'immondizia si butta nell'immondizia. Chiamate la Barsa quando avete problemi, qualche cosa che da buttare. Are, buongiorno. E io vi faccio un esempio semplice. Abbiamo avuto una barca da bruciare. Abbiamo saputo che quella contiene molte vernice, olio, cose. Noi l'abbiamo rifiutata, proprio perché non vogliamo avere disturbi da nessuno.
e non vogliamo recare disturbi soprattutto. Questo ci tengo a dirlo, cari amici, ci tengo a dirlo, perché è tutta legna e ripeto, chi non si fida può venire giù e può controllare. Sia ben chiaro questa cosa, ragazzi. Abbiamo fatto un lavoraccio, ma vi credeteci, un lavoraccio. E non vi dico altro di questo discorso, perché veramente, credete, ci teniamo tantissimo noi, perché noi siamo i primi che ci teniamo all'ambiente, i primi. Buona giornata a tutti, ragazzi, buon lunedì 4, vai Lellos, andiamo a lavoraros, se lavoras per la panzas, l'onore. Buongiorno di Caterina. Agnè, bonjour Agnè. Guida da mercoledì si parla in padovano, né? In Trentina. E io vado a fare benzina, vedete? E io pago. E io metto soldi. Buongiorno. Ragazzi, vi auguro un buon lunedì. Auguro a tutti quanti voi, chi festeggia qualsiasi ricorrenza, matrimoni, battesimi, comunioni, qualsiasi ricorrenza, auguri veramente di vero cuore. Da Barletta Lellos che spera sempre il meglio per tutti quanti noi. Scusate oggi il giro un po' breve perché è tardi. Ciao ragazzi.